Questo dipinto è da sempre al centro di un dibattito sul vero significato della scena raccontata. Gerard Terborch lo dipinse intorno al 1654 e, visto il considerevole successo, ne realizzò una seconda copia praticamente identica alla prima. Secondo alcuni esperti, la scena tratteggia il momento in cui un padre ammonisce la figlia che abbassa lo sguardo dispiaciuta. La madre, seduta, beve da un bicchiere e finge di distrarsi per non caricare di ulteriore tensione il momento di confronto tra padre e figlia. Anche Goethe, nel suo Le affinità elettive, parla dell'opera mettendo in evidenza il delicato passaggio che mette a confronto le tre figure del dipinto e dell'ambiguità che rimane palpabile al di là di ogni possibile spiegazione. Un'altra interpretazione vede l'istantanea di una contrattazione che si sta svolgendo all'interno di un bordello. L'uomo sta offrendo una moneta alla ragazza che abbassa la testa accettando. In nessuna copia però è presente la moneta, ma potrebbe essere stata tolta successivamente. Indubbiamente rimane una scena ambigua di cui è difficile trarre spiegazioni convincenti. La realizzazione tecnica e l'impianto scenico ci portano a considerare che si tratti di una conversazione tra tre soggetti, non importa se imparentati o no, in cui aleggia un forte imbarazzo per un motivo oscuro. Il soggetto principale è la ragazza vista di spalle, delineata con maestria e con colori delicati che mettono in evidenza il collo scoperto e un abito di luccicante raso. Questo particolare materiale fu utilizzato spesso dall'artista, che si specializzò nel dipingerlo con estremo realismo. La conversazione galante riscosse molto successo e fu copiata e imitata innumerevoli volte. La rappresentazione di un palcoscenico con una figura femminile di cui non si vede il volto, una donna seduta in silenzio, un uomo di cui non si conosce l'identità, stimolò artisti e pubblico.